Allora, sono qui con Alessandro Cupisti, coach di Scandiano. Insomma, io e Filippo prima in cronaca diretta, insomma, abbiamo fatto un po' di curriculum di un portiere viareggino, insomma, che ha dato molto all'hockey come giocatore, sta dando molto come allenatore. Io devo farti i complimenti perché oggi abbiamo visto una partita meravigliosa. Tu nelle interviste di pre-match hai detto non mi fido di Montecchio, siamo venuti qui, vogliamo fare il nostro gioco, però attenzione ai biancoverdi perché il livello di questo campionato è abbastanza simile, insomma, tra tutte quante le formazioni. Confermi quanto hai detto in premessa? Che partita hai visto oggi? Una partita giocata molto bene da tutte le due squadre, dove tutte e due hanno provato a vincere. Noi abbiamo provato fino a 2 secondi e loro a un secondo dalla fine, quindi ci abbiamo provato tutti. E devo dire complimenti alle due squadre che secondo me hanno fatto un bello spettacolo, perché la partita non è stata cattiva assolutamente e tutte e due hanno provato. Poi potevamo vincere, ma va bene così. Ecco, sempre in cronaca diretta, insomma, abbiamo tessuto le lodi di Ravesi da una parte e di Carlo Sasso dall'altra, perché negli ultimi 40 secondi hanno fatto due parate che noi le abbiamo equiparate a magie, insomma, Mago Silvan, Dottor Strange, Mandrake, insomma, abbiamo chiamato un po' tutto. C'era lo spirito di Cupisti in pista o sono dei giovani veramente di prospettiva questi qua? No, sono dei giovani bravi e interessanti. Fra l'altro con Sansono ho avuto il piacere di divertirmi un'estate a Castiglione in uno stage e l'ho visto cresciuto molto. Gli ho detto che secondo me lui aveva delle grandi qualità e le sta dimostrando, ma è il livello dei ragazzi italiani che è alto. Cioè io ripeto, finché non alziamo il livello dei nostri ragazzi, questo sport qui ha poche possibilità da andare avanti. Noi preferiamo prendere, faccio per dire in porta, portieri stranieri, quando noi abbiamo portieri italiani validi e purtroppo sono fermi. È questo che a me fa rabbia, perché ci vorrebbe che le società dassero fiducia ai nostri portieri invece di far giocare gli altri portieri stranieri, farli crescere e poi ci lasciano senza niente in mano. Beh, e devo fare i complimenti a Scandiano come insomma anche a Montecchio, perché il settore giovanile è veramente tanta roba. Insomma, oggi non hai convocato il ragazzino, però c'è il fratello di Busani, se non vedo male, che gioca nella 17, nella 19, nella 23, giusto? Oltre a giocare in A2 Sì. e anche segnato in Coppa Italia, no? Tutti e Quindi due, noi abbiamo due ragazzini che hanno 14 anni e tutti e due vengono a turno convocati. Poi fuori casa è difficile perché se giocano la domenica le teniamo a riposo, però si allenano con noi e cominciano a calcare le piste più importanti. Ma il lavoro che ha fatto la Katia Ferretti è stato immenso in questi 2 anni, capito? Scandiano è cresciuto esponenzialmente e quindi questo si vede. Ora speriamo di continuare e fare questo sogno che ci siamo detti. Alessandro, io ti ringrazio veramente, ti faccio ancora i complimenti per la partita e alla prossima. Grazie a voi, arrivederci.